È un Natale di risparmio quello di Este, ma senza dubbio e come da tradizione atteso da grandi e piccoli. Sotto la neve che ha ricoperto la città, venerdì 7 dicembre è stato acceso il grande albero di Natale in Piazza Maggiore assieme alle luminarie del centro. Addobbi low cost, ma estesi anche alle frazioni, per non perdere l'atmosfera natalizia una volta usciti dalla città. Senza dimenticare l'illuminazione degli edifici storici e la pista di pattinaggio che, dall'anno scorso, è tornata a dar vita al centro cittadino. Ogni fine settimana, dal 7 dicembre al 6 gennaio, sono previsti eventi, dalla musica alle mostre dei presepi ai negozi aperti. Per l'elenco aggiornato degli eventi è possibile consultare il sito del Comune di Este.